dei Dreamer anticipazioni del 6 agosto. Jeanne rifiuta il romanticismo di Sanem. In questa puntata Nihat prepara una sorpresa per sua moglie per il giorno del loro anniversario e fa intendere alla moglie di essersi dimenticato di questo giorno speciale. Mekhibe, pensando che il marito appunto si sia dimenticato dell'evento, deciderà di farsi bella ugualmente e confiderà la sua delusione alla parrucchiera del quartiere che vorrebbe aiutarla. Intanto Nihat si occuperà di sorprendere la moglie nascondendo un anello nel cibo che mangeranno la sera a cena a cui è stato invitato anche Jeanne, visto che lui adora la cucina della madre di Sanem. Anche Muzaffer si preparerà per la grande serata. Il ragazzo, consapevole che non può competere con uno come Jeanne, si rivolgerà da Jan per essere aiutato a diventare come il capo di Sanem. È convinto che in questo modo conquisterà il cuore della ragazza, deciderà di approfittare dell'anniversario di Nihat e Mekhibe per dichiararsi ancora una volta la loro figlia. Ayan intanto ripensa alle parole di JJ, che si è innamorato di lei e capisce che il ragazzo le manca. Lo chiama al telefono e lo convince con una scusa a passare un po' di tempo con lei. Ayan approfitterà del momento per far capire a JJ che i suoi sentimenti sono cambiati. Nel frattempo, Sanem lavora alla sceneggiatura romantica della pubblicità per auto. Jeanne però si dimostra un capo che non fa favoritismi, neppure nei confronti della sua ragazza. Il progetto di Sanem non risulta abbastanza romantico. La ragazza penserà che Jeanne stia scherzando, visto che non ha apprezzato la sua sceneggiatura. Inizieranno a discutere, ma Jeanne strapperà il progetto di Sanem e paragonerà il suo romanticismo pari a zero. Sanem, infastidita, capisce che Jeanne come capo ha rifiutato il suo lavoro e Jeanne gli ricorderà di non mescolare la vita privata con quella lavorativa. Anche Osman prenderà una decisione coraggiosa, finalmente confesserà i suoi sentimenti a Leila, ma la ragazza è ancora innamorata di Emirre, nonostante abbia visto il suo lato oscuro. Osman, al suo rifiuto, le augura di essere felice e si dice pronto a voltare pagina e ad andare avanti con la sua vita, perché è a conoscenza del fatto che Leila ama Emirre. Ma quali saranno i veri sentimenti di Leila? Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!